Oggi è martedì 4 agosto 2020. Nessun giorno è un giorno qualunque. Ciascun giorno rappresenta qualcosa di speciale per qualcuno. La storia ci insegna che ogni giorno può avere un motivo per essere ricordato. 4 agosto 1978. A Brescia si sta svolgendo una riunione di atletica tra le nazionali di Italia e Polonia. Nella gara di salto in alto femminile è impegnata, fra le altre, un atleta della provincia di Verona di 25 anni, che ha già al suo attivo diverse vittorie in manifestazioni internazionali. Sara Simeoni. Il salto con il quale vince la gara le fa superare l'asticella all'altezza di 2,01 metri. È il nuovo record del mondo. Il 31 agosto a Praga, in occasione dei 12esimi campionati europei di atletica leggera, Sara Simeoni ripete l'impresa e supera di nuovo la stessa misura. 2 anni dopo conquisterà la medaglia d'oro alle Olimpiadi di Mosca, che si andrà ad aggiungere alle 2 d'argento di Montreal nel 1976 e di Los Angeles nel 1984, dove è stata portabandiera azzurra nella cerimonia di apertura. Sara Simeoni in carriera ha vinto un oro e 2 bronzi agli europei, 4 ori agli europei indoor, 2 alle Universiadi e ai Giochi del Mediterraneo e vanta 24 titoli italiani. Ha indossato la maglia della nazionale azzurra per 72 volte. Ha detenuto il primato italiano di specialità per 36 anni. È stata eletta atleta del centenario insieme allo sciatore Alberto Tomba in occasione dei 100 anni del CONI nel 2014. Nel 2006 è stata portabandiera olimpica nella cerimonia di chiusura della 20ª Olimpiade invernale di Torino. Dopo l'abbandono dell'attività agonistica è stata interprete di sigle per la TV. Da 3 anni è vicepresidente regionale del Veneto della Federazione di Atletica Leggera. Il record del mondo rimane imbattuto fino all'8 settembre 1982. Quel 4 agosto a Brescia la RAI non seguiva l'evento sportivo, per cui per parecchio tempo si è pensato che non esistessero riprese video dell'impresa. 30 anni dopo vengono ritrovate immagini a colori di quel salto record nell'archivio di una televisione locale. Ogni giorno può lasciare un segno indelebile. Viverlo con lo spirito giusto può renderlo tale. Secondo uno studio dell'Iowa State University, 12 minuti al giorno per esprimere gentilezza verso gli altri e insegnare buoni gesti e belle regole ai bambini sollevano il morale e rendono più felici. Rivolgere un pensiero a chi abbiamo nel cuore o a chi compie gli anni, inviandogli questo minuto di racconto, può essere un'occasione per cominciare bene i nostri 12 minuti di oggi. Buona giornata.